di Ring, a 2 mesi dal ritorno a casa, nell'imprenditore veneziano c'è la sensazione che ancora non sia stato detto tutto sulla sua durissima esperienza in Sudan, ma anche la voglia di non cedere alla rabbia. Frode fiscale su lussuosi appartamenti a Jesolo, operazione della Guardia di Finanza di Trieste collegata a un complesso residenziale e a 2 imprese jesolane, arrestato un imprenditore. Cambio di comandante per la Guardia di Finanza del Nord-Est. A Venezia il passaggio di consegne dal generale Buratti al generale Lopez. L'attenzione è massima sui fondi di PNRR e Olimpiadi. Vandalismo e comportamenti molesti. Blitz delle forze dell'ordine in campo Santa Margherita a Venezia. La polizia ha espulso 7 cittadini stranieri. Il contributo d'accesso per i turisti che verranno a Venezia sarà a legge dal 16 gennaio 2023. Si pagherà dai 3 ai 10 euro, esentato chi alloggia in città. Questa è una città bloccata da troppi veti incrociati. Dure le accuse del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, in Commissione Ambiente alla Camera. Aumenta la tassa sui rifiuti, il Comune, siamo nella condizione di dover ratificare decisioni prese da ARERA, le opposizioni risorse extra per non gravare sui cittadini e attività ce n'erano. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. E dunque Marco Zennaro ieri sera era ospite a Ring a 2 mesi dal ritorno a casa. Nell'imprenditore veneziano rimane la sensazione di essere finito in un gioco più grande di lui e la difficoltà a superare la durissima esperienza vissuta in Sudan, ma anche la voglia di non cedere alla rabbia. Non porto neanche rancore per chi mi ha condotto in quella situazione. Ho passato molto tempo sommerso di rabbia durante le fasi in cui ero in hotel, ero in ambasciata e purtroppo la rabbia è un'accezione della propria personalità che è poco costruttiva. Devo cercare di focalizzare l'attenzione su quelle che sono le cose meravigliose che abbiamo. La vittoria interiore di Marco Zennaro è questa: superare la rabbia e il rancore e guardare avanti, perché sono un veleno che ti consuma e l'imprenditore di questo veleno non ne ha bisogno, per la sua famiglia, per i suoi dipendenti. Parla per la prima volta in una trasmissione televisiva il 47enne al centro di un caso internazionale che ha tenuto a lungo con il fiato sospeso tutta l'Italia. E a Ring fa chiaramente capire che comunque, pure dopo 2 mesi dal ritorno in Italia, quei 70 giorni nelle celle di Khartoum e quei 9 mesi bloccato in un Sudan sconvolto dal colpo di Stato continuano a imprimere nella sua mente immagini indelebili. Non sono ancora così sereno, ecco, come vorrei essere. Guardare alla vita e al quotidiano senza ansie, gustandosi le piccole cose, anche solo quello di tornare alla guida della sua azienda. È l'unico modo per superare l'incubo di una vicenda che lo ha visto accusato di truffa per dei trasformatori che erano ritenuti difettosi. Poi un procedimento giudiziario senza prove, con udienze rinviate all'infinito. Una cella in condizioni disumane, l'accordo extragiudiziale e ancora l'impossibilità di tornare in Italia per mesi e mesi. In un paese dilaniato da fazioni militari che controllano anche l'economia. Ha l'impressione di essere finito in un gioco diverso, in un gioco più grande? Io credo che di essere stato l'oggetto del contendere di un mercato che prima apparteneva a una certa fazione e la mia reintroduzione in quel mercato ha dato fastidio. Ho ancora l'impressione che qualcosa dobbiamo ancora vederlo in questa grossa spazzatura in cui io sono finito. Resta l'affetto di una città che lo ha sempre sostenuto, resta la sua famiglia che non ha mai mollato e che ora forse ha bisogno di rassicurazioni proprio da lui, come la bimba più piccola dell'imprenditore 47enne. Più di una volta io esco prima che lei si svegli e cerco di fare il minor rumore possibile per non svegliarla, però un po' anche il suo dormiveglia mattutino si sveglia e quando sto uscendo viene quatta quatta e mi dice: papà, torni, vero, questa sera non andare lontano.
Voltiamo pagina. Domiciliari accusato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Un triestino al centro di una truffa che riguarda finte ristrutturazioni in un complesso residenziale di Jesolo. Ha preso nome Frontemare l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste, al termine della quale un triestino è finito agli arresti domiciliari, indagato per emissioni di fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di circa 1 milione di euro. Il tutto parte da una denuncia per truffa sulla vendita di un autoveicolo fra privati, per arrivare ad una vorticosa triangolazione di false fatturazioni inerenti alle ristrutturazioni e successive rivendite a privati di una serie di appartamenti vista mare di un lussuoso complesso residenziale di Jesolo, The Beach House, che coinvolgeva 2 società e il triestino che si fingeva project manager. L'indagato era già gravato da ben 8 pronunce per truffa, nonché da una condanna per tentativo di estorsione. A suo carico gravi indizi di reato sono emersi da accertamenti bancari, dagli esiti di perquisizioni locali, nonché da numerose testimonianze. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato in via preventiva somme di denaro pari a 1,5 milioni di euro nei confronti dei soci e degli altri rappresentanti legati alle altre 2 imprese di Jesolo, operanti nel settore immobiliare, beneficiari ultimi della frode concretizzatasi nel periodo 2017-2020. I provvedimenti sono stati adottati dal giudice Massimo Tommasini su richiesta del PM Lucia Baldovina. Ed è stata la giornata del cambio di comandante per la Guardia di Finanza del Nord-Est. A Venezia il passaggio di consegne dal generale Bruno Buratti al generale Carmine Lopez. È stato previsto ed organizzato a livello centrale un monitoraggio molto puntuale sulle risorse che arriveranno e sulla loro distribuzione. È un fatto scontato che vi sono tentativi della criminalità economico-finanziaria, della criminalità organizzata, di appropriarsi, di accaparrarsi queste risorse. L'attenzione sul corretto impiego dei fondi del PNRR è massima. Lo dice chiaramente il comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zaffarana, arrivato alla caserma Tommaso Mocenigo di Venezia per il passaggio del comando interregionale dell'Italia nord-orientale dal generale Bruno Buratti al generale Carmine Lopez. Tra un po' vedremo affluire dei fondi sia per le Olimpiadi invernali sia per il PNRR, quindi ci dovremo concentrare a seguito di un'analisi di rischio accurata su come verranno spesi questi soldi. Lopez torna a Venezia dopo un'esperienza quinquennale dal 98 al 2000 come comandante provinciale, dal 2000 al 2003 come capo di Stato Maggiore del Comando regionale Veneto. Nel passaggio di consegne con Buratti c'è un altro tema caldo. Sicuramente il tema della penetrazione della criminalità organizzata nell'economia è sempre attuale. Nei momenti di difficoltà in cui c'è crisi finanziaria purtroppo c'è sempre chi è disposto a mettere sul mercato denaro che non costa e proviene da attività illecite. Su questo penso di essere attrezzato e ci spenderemo con tutta l'esperienza che porto con me e con tutta l'attenzione vigile su tutti i fenomeni di infiltrazione. Bruno Buratti saluta il Triveneto con un bilancio positivo, il fiore all'occhiello di un'operazione condotta a Pordenone. Abbiamo individuato un caso in cui un'impresa di diritto cinese riconducibile al governo ha cercato di assumere il controllo di un'impresa strategica che produceva droni e altro materiale d'armamento. È un caso che ha avuto risonanza internazionale, in relazione al quale sono state poi adottate delle forme di cautela che serviranno a preservare le nostre imprese da queste forme di infiltrazione. E alla cerimonia per il cambio di comandante della Guardia di Finanza dell'Italia nord-orientale è stato analizzato anche l'impegno a 360 gradi delle Fiamme Gialle, dall'economia regionale a quella cittadina. Monitorare i grandi cantieri e anche quelli delle Olimpiadi. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli per le Olimpiadi invernali sono tra gli osservati speciali della Guardia di Finanza. Alla cerimonia per il cambio di comandante dell'Italia nord-orientale delle Fiamme Gialle, il presidente del Veneto Luca Zaia ribadisce i pericoli che corre una regione che ad una economia vivace unisce l'abbondante flusso di finanziamenti in arrivo. Questa è una partita importante con la quale stiamo lavorando, loro sono dei professionisti assieme alla DDA, quindi alla Procura, a un
po' tutte le istituzioni, visto e considerato che il Veneto è oggetto di grandi investimenti, non ultimo quello delle Olimpiadi, che sarà veramente una grande opportunità, lo è per noi veneti, ma rischia di esserlo anche per qualche delinquente. Venezia, è stato ricordato nel corso della cerimonia, la caserma Tommaso Mocenigo della Giudecca vive una situazione particolare con l'aumento di un'offerta legata al turismo non sempre in regola, a contrasto della quale la Guardia di Finanza agisce anche a fianco della polizia locale. C'è una collaborazione ormai da quasi un decennio e sviluppiamo modelli operativi assieme e anche operazioni di repressione delle frodi tributarie locali e nazionali. Recentemente ci sono stati diversi controlli da parte della polizia locale proprio alle attività commerciali sono arrivate, e agli pubblici esercizi sono arrivate anche diverse multe. Sì, dopo la stagione della pandemia, dove c'è stato un'attenuazione dei controlli, viste anche le condizioni, stiamo rientrando nella normalità e quindi bisogna che tutti rientrino nella normalità. Ora veniamo alla cronaca, vandalismi e comportamenti molesti, blitz delle forze dell'ordine in campo Santa Margherita a Venezia, la polizia ha espulso 7 cittadini stranieri. Dopo diverse segnalazioni contro la movida in campo Santa Margherita, con schiamazzi, comportamenti molesti e degrado, la polizia ha organizzato un intervento ad hoc. Gli agenti hanno prima identificato i disturbatori, una decina circa, tutti tunisini irregolari in Italia e che avevano il loro punto di ritrovo in uno dei bar del campo. Poi è scattato l'intervento in forze. Un blitz da parte degli agenti della squadra mobile, del reparto mobile di Padova e dei commissariati di San Marco e Mestre, che hanno individuato e prelevato i molestatori. Oltre agli schiamazzi, queste persone si sono rese protagoniste di vandalismi vari, come fare pipì sui muri o consumare nei locali senza pagare. Per 7 persone è stato firmato il decreto di espulsione con conseguente ordine di accompagnamento al CPR, il centro di permanenza per il rimpatrio. Nel corso dell'operazione il questore aveva decretato anche la chiusura provvisoria del Bacaro sospettato di essere il loro luogo di ritrovo. Il contributo d'accesso per i turisti che verranno a Venezia sarà legge da gennaio 2023. Si pagherà dai 3 ai 10 euro in base alla tipologia. Non è un rinvio, ci tiene a specificare l'assessore al turismo del Comune di Venezia. Sono i tempi tecnici per l'applicazione della legge che prevede prenotazione e pagamento della tassa per entrare a Venezia, l'ormai noto contributo d'accesso. Uno strumento che ci consentirà di disincentivare il turismo giornaliero e di rendere più compatibile il turismo con le esigenze della città. Questo significa per noi in qualche modo organizzare una piattaforma nuova dove il turista giornaliero si dovrà prenotare e dal prossimo anno corrispondere anche un tributo che va dai 3 ai 10 euro. Questo appunto sarà modulato in base al tasso di affollamento previsto per la città in quel particolare giorno. Il contributo dovrebbe partire a gennaio 2023. Non è una misura nata per fare soldi, è una misura nata invece per disincentivare un eccesso di turismo in alcune giornate e incentivare un turismo nelle giornate evidentemente che sono meno scariche, quindi raccontare che la città vive varie giornate, varie fasi, varie stagioni e che non ha per forza senso avere una prenotazione eccessiva tutti nello stesso giorno. Sarà un sistema molto semplice, non impattante né fisicamente in città, quindi non ci immaginiamo nuove infrastrutture nelle calli e nei campi. Ovviamente richiederà un po' di dimestichezza col sistema informatico, ma devo dire che in questi 2 anni in cui si prenotava ogni cosa, dal parrucchiere al supermercato alla visita in ambulatorio, è tutto molto più semplice, la nostra dimestichezza col cellulare o col computer. Il contributo dovranno pagarlo tutti i turisti. Sono esenti ovviamente i turisti che pernottano e hanno una prenotazione alberghiera o comunque nell'appartamento o bed and breakfast, la quale sarà automaticamente connessa con la prenotazione della struttura. Quindi il turismo giornaliero, quello che arriva in giornata, sta poche ore e poi riparte, che lascia anche meno in termini qualitativi alla città, sarà chiamato in qualche modo a farsi carico dei costi che garantisce questo tipo di turismo. Chi non prenoterà la visita non potrà essere respinto, ma sarà tenuto a pagare una sanzione e il massimo del contributo. Ci saranno vari controllori sia ai punti d'accesso che in giro per la città, che potranno chiedere in qualunque momento di esibire il QR code che attesta la prenotazione e il pagamento. Da luglio però si partirà con la sperimentazione delle prenotazioni, che servirà a rodare il sistema e il portale che a breve sarà presentato dal Comune di Venezia.
E sono dure le accuse del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, in Commissione Ambiente alla Camera. Questa è una città bloccata da troppi veti incrociati, ha detto durante l'audizione via streaming. L'ordine del giorno reca l'audizione del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, in sede di indagine conoscitiva deliberata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Camera 1428 Pellicani, Camera 2358 Brunetta e Camera 2907 Bazzaro, recanti modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Audizione via streaming nelle scorse ore del prefetto di Venezia alla Commissione Ambiente alla Camera. Non sarebbe pensabile far dipendere la soluzione di tutte le questioni che sorgono in quest'ambito locale da un organismo lontano presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto la salvaguardia di Venezia e della sua laguna siano problematiche e rimangano problematiche di interesse nazionale, non è che la soluzione possa dipendere tutte le volte direttamente dal governo, a mio avviso. Per il prefetto c'è la necessità di una nuova governance dei problemi di Venezia che serva a superare veti e arroccamenti di enti, istituzioni e ministeri e consenta di arrivare sempre ad una decisione in tempi compatibili con la tutela del patrimonio ambientale, storico, architettonico e culturale della città. Le scelte strategiche possono ed è giusto che rimangano al comitatone, ma i problemi di Venezia vanno affrontati e risolti a livello locale, dalle autorità locali, anche statali, che operano sul territorio, conoscono le caratteristiche del territorio, sanno quali sono i problemi. La prossima udienza è prevista per il 14 giugno. Via libera in Consiglio Comunale alle tariffe della tassa sui rifiuti per il 2022 a Venezia. La delibera è un atto dovuto che mette il Comune nella condizione di dover ratificare decisioni prese da ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, e approvate in sede di Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, precisa l'amministrazione. Nel piano sono compresi i costi del gestore Veritas, quelli di competenza comunale e le quote che spettano al Consiglio di Bacino. Le tariffe del 2022 saranno tuttavia inferiori a quelle del 2018 del 13% per le utenze domestiche. Confermate le scadenze per le utenze domestiche 16 marzo, 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre, mentre per le utenze non domestiche sono fissate 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre. Con la nuova delibera tali ci sarà un aumento per i cittadini che il Comune avrebbe dovuto scontare, afferma invece Monica Sambo, segretaria del Partito Democratico e consigliera comunale, dato che abbiamo un avanzo di bilancio di oltre 90 milioni di euro. È inaccettabile che in un anno di crisi così forte il Comune investa milioni sul salone nautico, sul palazzetto, ma non aiuti le famiglie in difficoltà, in particolare quelle con redditi più bassi e quelle numerose. Al Pertini di Mestre torna dopo 2 anni di stop forzato dal Covid, Regala la Cultura, 6ª edizione, la rassegna gratuita del dono di un libro. Storiche, vi piacciono? No, altre cose. No. Che libri ci sono qui? C'è un po' di tutto, narrativa, gialli, thriller. Tutti in coda al Pertini di Mestre attorno al chiosco Regala Cultura, allestito nel piazzale antistante la chiesa del Corpus Domini per la giornata del libro organizzata da residenti, cittadini e Biblioteca Hauser Zorzetto. È la fiera completamente gratuita del libro che viene donato dopo essere stato a sua volta donato per mettere in moto la conoscenza, progetto che ritorna dopo 2 anni di stop pandemico. Dopo 2 anni di fermo per via del Covid lo ripercorriamo e questa è la 6ª edizione. Punto di riferimento non soltanto di chi è del quartiere. È venuta qui dal Bissuolo? Sì, certo, ma io sono molto appassionata a quello che fanno i quartieri Hauser del Pertini, fa delle cose fantastiche. Occasione per ritrovarsi nel nome degli autori preferiti da conoscere, scoprire e rileggere per la distribuzione gratuita di oltre 1500 libri, tra saggi, romanzi, thriller, letture per ragazzi e pure per bambini. Siamo contenti perché anche quest'anno vengono anche da fuori, abbiamo visto gente che viene da Venezia, centro storico, quindi vengono anche qui Carelli con qui Trespaller. E poi ci sono anche i bigliettini della fortuna con citazioni, frasi e aforismi dei grandi della letteratura come la nota saggista Simone de Beauvoir. Se Dio ha creato qualcosa di più bello delle donne, deve esserselo tenuto per sé.
Regala Cultura Alpertini ritorna nel corso dei prossimi mesi estivi. Contiamo insomma di farne anche qualcuna in più in modo da recuperare il tempo perduto. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, tra poco l'edizione di Treviso, ora vi ricordo l'appuntamento con le previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sull'Italia, l'estate meteorologica prende il via con una nuova ondata di caldo. Vediamo il dettaglio di mercoledì 1 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo sereno o al massimo velato. Non si esclude tuttavia nel corso del pomeriggio la consueta variabilità sui rilievi con occasionali temporali, in locale estensione anche alle pianure circostanti. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 13 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso giornata decisamente buona con ampio soleggiamento, acquazzoni al pomeriggio sulle zone montane. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime sui 25 e 29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ampie parentesi soleggiate, spiccata variabilità pomeridiana sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime infine sui 27-28 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile.